Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Arrestata stamattina a Bianco nella Locride Teresa Strangio, sorella di Giovanni, ritenuta la mente della strage di Duisburg in cui morirono 6 persone. La 34enne è la moglie di Franco Romeo, arrestato lo scorso anno ad Amsterdam in occasione della cattura del cognato. Nella rete tesa dalla polizia ieri sono caduti 2 killer, Giuseppe e Sebastiano Nirta, che sarebbero i complici di Giovanni Strangio. A finire in manette per associazione mafiosa anche Angela Strangio, Antonino Flaviano, Giuseppe Caracciolo, Pietro Praticò, Demetro Calorisi e Giorgio Francesco Madeo. Si è chiuso quindi il cerchio sui sicari della strage di Ferragosto. Insieme al questore Carmelo Casabona nella conferenza stampa anche gli inquirenti tedeschi, il giudice Garip Ganes Bohm e il dirigente del commissariato di polizia di Duisburg, Holger Hoffmann. Continua l'allerta maltempo nel Cosentino. Sono al momento ben 133 le frane che si registrano sulla viabilità provinciale in seguito alle difficili condizioni meteorologiche delle ultime ore. Ieri alle prime luci dell'alba una frana ha bloccato la strada provinciale 94 che unisce i paesi di San Fili, San Vincenzo la Costa e Montalto Ufugo. La nostra prima preoccupazione, afferma al riguardo il presidente della provincia Oliverio, è quella di mettere al riparo da ogni rischio i cittadini. Chiese aiuto anche a Don Ciotto e a Firenze, Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia originaria di Petilia Policastro scomparsa dallo scorso novembre. A rivelarlo lo stesso Don Ciotti, responsabile di Libera, ieri a Crotone per un incontro sui beni confiscati alla mafia, nella parrocchia di Santa Rita. Il sacerdote ha poi benedetto anche l'agenzia per i beni confiscati alla criminalità, a patto che, ha dichiarato, non si tramuti in un'agenzia immobiliare e che i beni non vengano di nuovo rivenduti. Oggi Don Ciotti è a Cutro. 2 notizie di carattere opposto nelle vertenze che riguardano le imprese crotonesi. Ieri è fallita la Gresse 2000, fabbrica di ceramiche. A decretarlo il Tribunale di Crotone in base ad un'informativa della Guardia di Finanza e della Questura. A mettere nei guai l'azienda 7 fornitori non pagati, schiarite invece per la struttura sanitaria Villa Giose. Il Tribunale crotonese ha respinto l'analogo istanza di fallimento perché sono stati raggiunti accordi per i pagamenti. Sono iniziate ieri le 2 giornate dedicate a Francesco Graziano, insegnante, poeta, scrittore e animatore dell'associazione culturale Il Filo Rosso. La prima giornata si è tenuta nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza, mentre questa mattina nel liceo classico Gioacchino da Fiore di Rende si è svolto un laboratorio di poesia curato dagli alunni. La conclusione a Rogliano alle 16:30 al Teatro Comunale, con letture, riflessioni e testimonianze su Graziano e Il Filo Rosso. Nel Palazzo della provincia di Cosenza l'Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato un convegno sul tema lavoro e società. L'obiettivo è quello di informare e formare i lavoratori ad una maggiore responsabilità sulle procedure di sicurezza affinché si attuino al meglio i criteri di protezione per ottenere una sostanziale diminuzione del tasso di morti bianche. Ospiterà il Museo del Mare e della Terra su Viale Gramsci, nei pressi dell'Atlantis, con diretto accesso all'arenile. Da ieri l'immobile è stato reso fruibile per la città ed è stato presentato alla stampa dall'assessore comunale all'identità Silvano Cavarretta. La struttura e il terreno circostante di 10.000 metri quadrati è stato acquisito dal comune in permuta e adesso l'intenzione di Cavarretta e del consigliere delegato al turismo pesce sarà utilizzata tutto l'anno per una serie di eventi già programmati. La Commissione europea ha dato il via alla certificazione di qualità per l'indicazione geografica protetta della produzione della patata sulla Sila. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se entro 6 mesi non ci saranno obiezioni, diventerà definitivo. Intanto da oggi e fino a domenica iniziano nei centri commerciali delle 5 province anche le attività informative di valorizzazione del Consorzio di tutela dei salubi DOP di Calabria. Salsiccia, soppressata, capicollo e pancetta rigorosamente made in Calabria. Andrea Bazzanani, 20enne centrocampista in forza al Crotone, dopo i recenti mondiali Under 20 disputati in Egitto, è stato selezionato per uno stage con l'Under 21 dal CT Pierluigi Casiraghi. Il raduno si terrà da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio a Coverciano, in vista della decisiva sfida del 3 marzo contro i parità dell'Ungheria a Rieti e valevole per le qualificazioni agli europei. Per Mazzarani 16 presenze e 3 reti in questo campionato. Memorabile il gol di tacco rifilato al Modena lo scorso 15 novembre.